Va ora in onda Arte Nord. Ed ora subito la linea al professor Andrea Rognoni. Grazie Giulio Cesare, buona Padania, buona Ausonia, buona Italia a tutti. Leonardo dunque, Leonardo, vi avevo promesso, Leonardo da Vinci, un enigma, un genio forse, un pasticcione. Tante cose messe assieme che in qualche modo sono così l'allegoria dell'animo umano, di un animo umano che ha potuto fiorire in Padania, anche perché nella sua nativa Toscana, peraltro contigua alle nostre terre, non era stato capito, era stato accusato di cose di cui appunto riparleremo e fu costretto a fuggire. Ma Leonardo chi era veramente? Cosa ci rimane dopo 500 anni? Morì infatti in Francia il 2 maggio, scusate, del 1519, 500 anni. Chi era in realtà Leonardo? Perché è riuscito a sopravvivere al tempo, a essere identificato in molte parti d'Europa e del mondo come il genio per eccellenza, colui che superò intelligenza, complessità di pensiero e di opera tutto il resto del mondo? Che cosa portava, che cosa portò al mondo allora Leonardo e perché è riuscito a sopravvivere il suo universo più di tutti gli altri? Chi era in realtà Leonardo? Continuo nella serie delle domande che ancora 500 anni ci torturano, tenuto conto che già mezzo secolo fa, in occasione dei 450, ci furono tantissime manifestazioni e che il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano in particolare ha sempre dedicato a Leonardo un ruolo, anche in chiave didattico, mi ricordo noi quando andavamo da piccoli a visitare quel museo, un ruolo davvero straordinario. Leonardo era davvero un grande pittore o la pittura era un'attività marginale rispetto al resto della sua complessa realtà produttiva? Qual è il rapporto fra arte e scienza in Leonardo? E perché l'arte e la scienza non sono più riusciti a capirsi l'una rispetto all'altra dopo la morte di Leonardo? Come faceva? Quali erano le tecniche di vita, della sua vita privata anche? Come faceva a produrre così tanto, a pensare, a operare su più fronti completamente diversi l'uno dall'altro? E poi ancora, c'era davvero un Leonardo esoterico, come Dan Brown ci ha illustrato nel Codice da Vinci, uno dei libri di più grande successo della storia dell'umanità? Davvero lui aveva raffigurato il femminino sacro all'interno del cenacolo vinciano? Davvero lui aveva un rapporto esclusivo con le forze dell'aldilà attraverso il cosiddetto cadaverismo, cioè la dissezione, perlomeno a livello di disegno e di ipotesi, dei cadaveri? Ecco, tantissime domande. Cercheremo in questi 20-25 minuti di rispondere a tutti. Prima di tutto, ma che diavolo di lavoro faceva Leonardo? Cos'era realmente? Che cosa lo muoveva alla mattina a produrre e a fare? Perché lui, parliamoci chiaro, si interessò di tutto e di niente al tempo stesso. Cominciamo dalle ombre, per ritornare poi alla luce, cioè a una raffigurazione di Leonardo che sia convincente e non soltanto apologetica. Voi sapete che in molte mie trasmissioni cerco di far capire che le classifiche sono la cosa peggiore che esista. Leonardo, il più grande genio dell'umanità. Mina, la più grande cantante italiana.
non so, il più grande attore americano identificato in questo e in quello. Le classifiche devono sparire perché ci impediscono di cogliere veramente il senso ultimo di una vita e della missione che all'interno della storia dell'umanità questa vita ha svolto. Dunque, vi dicevo, riprendiamo il filo del discorso, pose mano a 10.000 progetti, sia di carattere teorico, si pensi addirittura al trattato sulla pittura, sia di carattere pratico, ovviamente attraverso l'ingegneria, l'architettura, l'idraulica, attraverso il congegnare quotidiano di tantissime scoperte e invenzioni che nessun altro poteva vantare nel corso della storia umana. La sua è una sete di conoscenza che non era mai neanche astratta, capite? C'è un'altra figura che potrebbe assomigliare a livello di cultura ed è Pico della Mirandola, ma Pico della Mirandola, che visse qualche anno prima di Leonardo, Pico della Mirandola sapeva tutto di tutto ma non sapeva fare niente di pratico. No, Leonardo era uno che voleva in qualche modo costruire, ecco, questa fissazione del costruire qualcosa, costruire una chiusa idraulica, costruire un naviglio, costruire un cavallo che potesse rappresentare la forza animalesca, costruire delle torri, costruire l'aliante, cioè la prima prova, ci ritorneremo adesso, di volo umano. Ecco, questa sete di costruzione, di azione sulla realtà, aveva qualcosa di taumaturgico. Sapete la taumaturgia che cos'è? È l'arte di riuscire a operare sulla realtà, ma anche in senso pratico. E quindi da questo punto di vista, se la parola arte significa agire, azione, cioè costruzione, lui la interpretò nella maniera perfetta. Ma appunto, attenzione, ecco l'insegnamento forse più alto di Leonardo. Nel momento stesso in cui bisogna costruire, bisogna avere le idee chiare, bisogna fare della scienza. La scienza, cosa che oggi viene capita poco, è l'arte per eccellenza e l'arte è la scienza per eccellenza. Ma purtroppo nel corso di questi 500 anni le due impostazioni hanno preso delle strade completamente diverse e i risultati li vediamo oggi. Li vediamo oggi perché molti motivi, molti problemi attuali dipendono dal divorzio definitivo fra l'arte e la scienza. Quindi conoscere per operare, operare per conoscere ancora di più. Si può dire che si alzasse ogni mattina, ma poi vedremo il problema del sonno, come lo risolveva Leonardo. Ci sono tanti particolari, tanti aneddoti, tante questioni che non tutti sanno e che vanno ripescate per capire la figura. Ogni mattina lui si poneva un problema nuovo, perché tra l'altro, ecco il punto, era estremamente eclettico. Non era una persona che riusciva a fare sempre la stessa cosa per giorni e giorni interi, perché doveva pensare contemporaneamente a più mondi. Quanti mondi c'erano nella testa di Leonardo da Vinci? Quante realtà, quanti universi paralleli c'erano nella testa di Leonardo da Vinci? C'era tutta la filosofia rinascimentale che certo discendeva anche dalla tradizione fiorentina, ma perché lui non si chiuse a Firenze? Poi vedremo quale fu la causa penale, giuridico-penale, ma perché non si chiuse a Firenze? Perché capì, contrariamente a Michelangelo e a tanti altri rinascimentali, che chiudersi nella città dell'arte avrebbe ammazzato l'arte, avrebbe ucciso il senso ultimo dell'arte, che è aprirsi al mondo, non è chiudersi in se stesso, è aprirsi al mondo. Però c'è da dire una cosa importante: pochi mecenati, pochi datori di lavoro, pochi umanisti e signori capirono Leonardo. Ma certo, ma perché nasconderlo? Leonardo era un confusone, un pasticcione, e iniziava una cosa e poi la piantava lì, e poi ne iniziava un'altra, e poi metteva assieme delle concezioni diverse che al tempo erano difficili da comprendere e da capire. Ai vari signori che ospitarono Leonardo in giro per la Padania e per l'Europa,
interessava soprattutto la realizzazione pratica del potere, quindi di un'immagine che Leonardo potesse costruire attraverso le sue opere per migliorare il livello di potere. Ma giustamente, come scrive l'assessore alla cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli su Libero di ieri, fu solo il duca Ludovico il Moro il vero mecenate del Toscano. Ecco il punto, interessante anche questo aspetto, perché il nostro destino, il destino di ciascuno di noi, dai miseri conduttori di Radio Padania fino ai geni universali, è quello di incontrare la persona giusta al momento giusto. E infatti, prima di Ludovico, essendo nato Leonardo soltanto nel 1452, il 15 aprile, ma ricordiamo che il 15 aprile in realtà non era segno dell'Ariete ma segno del Toro, secondo l'astrologia tradizionale, per la sfasatura di calendario. Lui aveva vissuto i primi 30 anni della sua vita senza riuscire a essere riconosciuto come veramente valido. Ci vuole Ludovico il Moro, ma anche Ludovico il Moro non lo capì subito, perché Ludovico il Moro guardò tanti suoi progetti, molti ne bocciò, e quando vide poi il cenacolo realizzato, soltanto allora rimase illuminato e stordito dalla grandezza di Leonardo. Pensate che, tra l'altro, un altro aneddoto, lui conosceva bene non solo il toscano e poi in tarda età il francese, ma anche il milanese. È una di quelle curiosità interessanti, appunto, no? Che fanno di Leonardo il curiosone per eccellenza, colui che non disdegnava interesse verso alcunché, nel suo eclettismo eccentrico, quasi ondivago da ubriaco. Ma appunto Ludovico il Moro lo capisce e gli dà la possibilità di veramente esprimere il meglio di sé attraverso certamente non solo la pittura ma anche l'architettura e l'ingegneria idraulica, anche se tanta era la voglia di fare e di fare su fronti così diversi, che alla fine noi paradossalmente di Leonardo abbiamo poco. Anche la questione dei navigli, io l'ho sempre detto come direttore del Centro di Cultura Lombarde, in realtà di Leonardo abbiamo una chiusa sul Naviglio Grande a Milano e alcune cosette lungo l'Adda, ma ben poco rispetto ai progetti che aveva fatto. Lui, Leonardo, aveva addirittura pianificato la Milano del futuro, che doveva assumere delle caratteristiche completamente diverse rispetto alla Milano del passato, ma nessuno gli diede credito perché era troppo avveniristico. Cioè, paradossalmente, Leonardo era troppo proiettato verso il futuro, quindi non poteva neanche godersi completamente il presente. E ancora, quale fu, diciamo, l'anello prezioso, il fiore all'occhiello di Leonardo? Fu un lombardo da lui soprannominato Salai, giovane, verso il quale ovviamente provava anche un'attrazione, e qui ritorneremo sull'omosessualità di Leonardo, di tipo fisico, che lo servì a livello intellettuale per tutta la vita, per tutta l'esistenza. E tutto questo naturalmente comportò un ruolo forte del mondo lombardo per tutte le opere che fece, anche non soltanto in Lombardia, ma successivamente a Venezia, in Romagna, a Firenze e in Francia, sulle quali comunque ci ritorneremo. Quindi in ogni caso lui non aveva un lavoro specifico. È vero che nel mondo rinascimentale molti sapevano fare cose diverse, ma Leonardo li batte tutti da questo punto di vista, perché passava comodamente da un'arte all'altra, da una scienza all'altra, sempre in una chiave di costruzione della città, dell'umanità, del territorio, perché il territorio, questo è l'insegnamento per il leghismo molto importante di Leonardo. Per il territorio Leonardo aveva capito che bisognava operare in maniera diretta, senza intermediari e senza demandare il potere a istituti centrali. Questo aveva capito Leonardo, fra le altre cose. E anche nelle opere in cui magari di lato si interessa di vita politica, l'approccio è sempre di carattere territoriale.
Seconda delle domande che vi dicevo, ma Leonardo è stato davvero un grande pittore o la pittura è un qualcosa di più nel mondo di Leonardo? È possibile stabilire un paragone con gli altri due mostri, no? Rinascimentali, Raffaello e Michelangelo? Beh, sul piano dei colori, questo me lo permetterete, tra l'altro come critico d'arte, ma non ambisco all'eclettismo di Leonardo, ve lo assicuro, Raffaello e Michelangelo furono dei pittori più grandi di Leonardo. Come mai? Leonardo aveva il dono del disegno, cioè la struttura scheletrica, diciamo, di tutte le figure che faceva veniva disegnata in maniera perfetta. Ma l'uso dei colori, alla luce soprattutto dell'afflatto complessivo del Rinascimento, appaiono, dal mio punto di vista, e qui tutto è opinabile, deficitari. Sono dei colori un po' spenti, sono dei colori un po' freddi. Noi ancora oggi, e la critica d'arte lo fa in senso lato, si lascia più avvincere o dal pastello di Raffaello o dalla potenza espressiva nel rapporto luce-ombra di Michelangelo. Lasciamo perdere quelli che verranno dopo, tipo il grandissimo, incommensurabile Caravaggio. Rimaniamo su quel passaggio di stagione, appunto, che va tra la fine del 400 e l'inizio del 500, che per la Tosco-Padania, ma anche per il mondo intero, è stato fondamentale. In particolare, quale opera può essere salvata di Leonardo? Io non stimo tanto la Gioconda. Non perché forse c'è una questione inconscia, ce l'ha rubata la Francia, il buon Perugia, ricorderete, Luinese tentò disperatamente un secolo fa o poco più di restituirla alla Padania, alla Tosco-Padania, all'Italia, e non ci riuscì. Non è per quello. Andrea, scusami, visto che mancano ancora 5 minuti, abbiamo una chiamata per te. Pronto? Pronto? Ciao Andrea, Beppe Casale, ciao. Quella, carissimo, ciao. Dimmi. Ciao, ascolta, sentivo che stavi parlando adesso di Leonardo, sei favoloso, guarda. Volevo dire questo, secondo me, perché non ho la tua cultura, ovvio, però Leonardo, da quello che ho letto, dai libri di scuola, poi il Codice da Vinci, poi vedendo delle sue pitture, secondo me Leonardo, la sua mente, come dicevi tu, viveva più avanti del tempo che era il suo, che correva allora, vedeva già più lontano, è più attuale oggi che allora forse Leonardo. Ed ecco perché penso che Leonardo, tu hai detto una grande cosa, che non si sa se era né un grande pittore né un grande scrittore, perché saltava da uno all'altro per la voglia di fare di più, ma forse non erano i tempi ancora maturi. Pensa se fosse stato oggi, Leonardo a che punto sarebbe arrivato. Grazie, ciao Andrea. Grazie Peppe, grazie. Allora, che cosa salvare dell'opera L'Ultima Cena? Perché l'Ultima Cena? Perché l'Ultima Cena rappresenta, dico paradossalmente, poi vi spiego perché, la quintessenza del cristianesimo. Cioè, attorno a quell'Ultima Cena e agli attori dei 12 apostoli, che qualcuno ha voluto vedere anche in chiave astrologica, perché no, ma che erano soprattutto lo studio psicologico dei vari tipi umani, che sono, lo diranno poi i grandi psicanalisti, ecco, ha ragione Beppe, è riuscito a anticipare la psicanalisi, Leonardo. Quindi quei 12 sono i 12 tipi umani che vengono studiati perfettamente da Leonardo. Quindi secondo me rimane come suo capolavoro assoluto rispetto a qualcosa che non è riuscito a superare il tempo, perché la Gioconda la trovo fredda e beffarda dal mio punto di vista, con quel ghigno un po' satanico che veramente rispecchiava la parte peggiore di Leonardo stesso.
ma il cenacolo ha una forza di attualità che è straordinaria. E qui arriviamo all'esoterismo, perché magari Dan Brown l'ha detta grossa, non è vero che Leonardo pensava proprio che il cristianesimo fosse un cristianesimo al femminile, dove la dimensione vaginista avesse un ruolo molto più importante di quella maschilista, il che avrebbe potuto comunque dipendere dalla sua omosessualità, sulla quale torniamo dopo. Ma è vero però un fatto, che c'è una lettura esoterica in senso buono del cenacolo che è spettacolare, e non mi riferisco soltanto ovviamente alla astrologia, che pure io ho studiato, ma dipende dall'uso dei colori, che questa volta rispetto alla Vergine delle Rocce, ad altre opere tanto decantate secondo me ingiustamente, è perfetta nell'uso dei colori e nella storia dei colori. E qui vi cito un libro che è appena uscito, sul quale ritorneremo, di Manlio Brusatin, trevigiano, che si era occupato di storia dei colori, soprattutto del colore verde, guarda caso, un colore a caso, che adesso arriva fuori con Marsiglio, Il cappello di Leonardo, storie sulle forme dell'immagine, e qui ci ritorniamo. Quindi l'uso dei colori è fortemente esoterico nel cenacolo e ci rappresenta psicoanaliticamente i 12 tipi umani. Quindi ecco il capolavoro assoluto, che ha anche però un riferimento per l'etica cristiana, perché l'etica cristiana senza il coordinamento di Gesù non esiste più. È per quello che poi certe scelte della Chiesa attuale, che hanno dimenticato Gesù, il principale protagonista del cenacolo, nel suo coordinamento, può essere ricapita e rivista solo in chiave leonardesca. Ma qual era il suo segreto, vi dicevo, del riuscire a lavorare poi così tanto? Perché lui dipingeva il cenacolo, ma intanto pensava a tutto il resto, perché aveva uno sguardo stranito. Dormiva poche ore al giorno, perché cosa faceva lui, Leonardo? Faceva un quarto d'ora ogni 6 ore, un quarto d'ora di sonno ogni 6 ore. E quindi provate a fare la somma, 4 quarti d'ora fanno un'ora al giorno. E in questa maniera lui, rinfrescandosi il cervello ogni 6 ore con un quarto d'ora, riusciva a fare quello che faceva. Certo, poi dopo i malevoli possono dire per forza, abbiamo capito, perché era un pazzo che si interessava di tutto e il contrario di tutto. È perfino riuscito a ingegnarsi sullo scafandro, lo scafandro dei subacquei nella laguna di Venezia. Ma vi rendete conto chi era Leonardo? E poi ancora per ultimo la sua omosessualità. Certo, lui fu cacciato da Firenze per quello, non dimentichiamolo. Firenze, la moralista Firenze, lo cacciò perché era accusato di aver partecipato a un'orgia omosessuale. Ma in realtà dietro questa condanna c'era proprio l'incomprensione profonda di Firenze nei confronti della mentalità leonardesca. Perché anche quello che farà per Firenze fu soltanto un residuo di tutta la sua mentalità, e nessun altro lo capì al di fuori di Ludovico il Moro, perché lui incontrò anche Cesare Borgia, ma Cesare Borgia, figuriamoci, il Valentino, no? Colui che doveva diventare il padrone d'Italia, aveva bisogno di ben altro rispetto alle trovate ingegnose ma dispersive di un Leonardo, ed è già buono che non l'abbia ucciso, perché quanti assassini ha fatto vero, durante il suo mandato romagnolo e il Borgia, e via dicendo. Quindi una vita appassionante, certo, dove noi dobbiamo ancora trovare forse il bandolo della matassa. Adesso la Francia, se ne avrete sentito anche la rassegna stampa stamattina e via dicendo, la Francia ce lo toglie con un blitz tipico del conducatore attuale francese, nato ad Amiens. Ce lo ruba, però attenzione, il Leonardo francese è il Leonardo vecchio, e Leonardo oramai sfinito dal punto di vista dei nervi, è il Leonardo che è capace soltanto di riprovare anche il volo, che il primo volo con l'Aliante era stato fatto a Fiesole, un altro ne rifà in Francia, oramai vecchio e usurato, cerca disperatamente di ripetere se stesso, perché in Francia non era più riuscito a trovare quell'ispirazione che aveva trovato certamente soprattutto in Padania e nella nostra cara Milano. Io penso che sia davvero finito il tempo. Io sono convinto nel mio piccolo di avervi dato in questi 20-25 minuti tutto quello che ancora avreste voluto sapere e pensare
su questo personaggio incredibile che il nostro Beppe da Casale ha chiamato futurista, nel senso che è riuscito addirittura a proiettarci in una dimensione. È vero che all'inizio dicevo, e chiudo, che arte e scienza oggi si sono divisa, ma se l'umanità vuole ancora sopravvivere, imiti Leonardo, recuperi il rapporto profondo fra l'arte e la scienza. Sarà la morte per tutti. Venezia risorge e riserva a Venezia per sempre, sentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto,